Siamo a Santa Lucia di Piave, pochi chilometri da Conegliano, in provincia di Treviso, quando la bambina, durante la visita, racconta ai medici e ai genitori di essere stata violentata al parco giochi da uno straniero. Scattano le ricerche, un racconto confuso, però le indagini prendono subito una strada precisa. Si cerca nella comunità dei nordafricani. In caserma vengono portati 2 nordafricani, ma non emergono elementi a loro carico e vengono rilasciati. C'è il massimo riservo per ora nelle indagini. I carabinieri di Conegliano pare però stiano stringendo il cerchio attorno al violentatore. Questione di ore, dice qualcuno tra gli inquirenti. Da Conegliano per il GR2, Sara Barovier. Camorra, i capi dei clan Papale Ascione alleati per motivi passionali, 5 arresti. Avevano progettato un agguato contro un uomo colpevole solo di essere il marito dell'amante di uno dei boss. Per questo carabinieri e magistrati della direzione distrettuale antimafia hanno chiamato Operazione Love Story, quella che la notte scorsa ha portato all'arresto di 5 persone. In manette Mario Ascione e Pietro Papale, gli attuali reggenti di omonimi clan, e poi Bartolomeo Palomba, Ciro Fiori e Assunta Nocerino. Insomma, la camorra vesuviana che quotidianamente combatte sul territorio la sua guerra per il controllo del traffico di droga e il racket, con agguati, attentati e regolamenti di conti, si occupa pure di questioni di cuore da risolvere, tanto per cambiare alla sua maniera, eliminando l'avversario di turno, scampato invece ad una sorte già assegnata grazie all'intervento dei carabinieri. E sempre i carabinieri hanno riportato in cella il boss di Ponticelli, Antonio De Luca Bossa, dal carcere di Parma. Era riuscito a farsi ricoverare in una clinica psichiatrica romana per una grave forma di anoressia. Da qui gestiva gli affari del suo clan, riceveva senza alcun controllo personaggi legati alla criminalità organizzata napoletana e romana. Da Napoli, Massimo Ravel per il GR2. Olimpiadi, mossa a sorpresa delle autorità di Pechino che si dicono disposte ad incontrare un inviato del Dalai Lama per parlare della repressione in Tibet e del sabotaggio dei giochi. Intanto la fiaccola è giunta in Giappone tra imponenti misure di sicurezza. Sono attese infatti proteste anticinesi. La linea adesso va a Viva Radio 2, prossimo notiziario alle 15.30 da Andrea Donato. Buon proseguimento di ascolto. Quindi dico. Grande concorso Dico e vinci gli europei. Dal 24 aprile al 31 maggio in gioco oltre 3.500 fantastici premi. Strappa e vinci ogni 20 euro di spesa. I Dico sono convenienza e qualità. Regolamento nei Dico Discount aderenti e su dico.it. È iniziata la raccolta punti Carnini. Chiedi il ricchissimo catalogo al tuo punto vendita o scaricalo dal sito www.carnini.it. Carnini lavora ogni giorno da 50 anni per garantire ai suoi consumatori il latte migliore. Carnini, il sapore della freschezza. Nelle aree protette, nelle aree di servizio, nelle aree di rigore. Ma no! Solo alle Poste, nelle aree prodotti finanziari, puoi scoprire la leggerezza di Mutuo BancoPosta con lo speciale spread dello 0,85% sui mutui fino a 30 anni. Poste Italiane. Promozione valida fino al 30 giugno 2008 e per importi fino all'80% del valore dell'immobile. Chiedi negli uffici postali abilitati. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione da parte dell'istituto di credito erogante. Presto, la password segreta. Non la so, capo. Deve essere un segreto importante, di grande efficacia. Ce l'ho. Psillogel fibra di natura. Psillogel fibra. Sì, la fibra naturale che regolarizza l'intestino. Esatto, è in farmacia, il segreto della regolarità. Se stai pensando a un'energia così efficiente da contribuire a ridurre le emissioni di CO2, se stai pensando a un'energia capace di favorire le fonti rinnovabili e di farti risparmiare, stai già pensando a Sorgenia. Metti in pratica la tua idea di energia. Chiama il numero verde 800 294 333 o vai su sorgenia.it. Sorgenia, l'energia sensibile. Dalla ricerca Eni nasce il nuovo Agip Blue Diesel Tech, il gasolio con una nuova formula 5 volte più ricca di agenti pulenti che elimina le impurità dagli iniettori per ridurre i consumi e le emissioni. Il risultato è marcia ancora più fluida e massimo piacere di guida per tutti i motori diesel. Agip Blue Diesel Tech. Ascolta il tuo motore. Vieni a sentire la differenza. Onda Verde. Servizio coordinato dal Ministero dei Trasporti e dell'Interno.
Buon pomeriggio dal CIS, viaggiare informati. Trafficate le strade e autostrade in direzione dei principali centri urbani. Intenso verso la Francia il traffico. Al traforo del Monte Bianco ci sono attese di circa mezz'ora. Sulla Milano-Genova traffico intenso e coda in carreggiata a sud, 10 km tra Gopello Cairoli e Casei Gerola. In Piemonte sulla 6 traffico intenso con code per 4 km tra Altare e Savona. Verso la Svizzera c'è traffico intenso sulla 9 Milano-Chiasso, ci sono 5 km di fila tra Como Sud e la dogana di Brogeda. Sull'autosole in direzione di Bologna code a tratti tra Fiorenzuola e Fidenza verso Milano, invece per un incidente ci sono code tra Casalecchio e Modena Sud. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno per segnalare lavori. Verso Livorno ci sono 3 km di coda tra San Miniato Basso e Pontedera Est. Sulla 12 Roma-Civitavecchia code in entrata alla barriera di Roma Ovest verso Civitavecchia, e da qui altre code tra la barriera e Cerveteri, e poi 9 km in uscita alla barriera Aurelia. Sul raccordo anulare di Roma è venuto un incidente, ci sono incolonnamenti tra lo svincolo per la 24 e Prenestine in carreggiata interna. Passiamo al sud, sulla tangenziale di Napoli, rallentamenti verso Capodichino tra Arenelle e Corso Malta. Sulla 3 Napoli-Salerno rallentamenti tra lo svincolo per l'Autosole e Torre del Greco, 1 chilometro tra Torre Annunziata e Castellammare, e poi a partire da Vietri il tutto verso Salerno. Verso Napoli rallentamenti tra il raccordo Salerno-Avellino e Salerno Centro. Sulla strada 145 Sorrentina code per 7 km tra Castellammare e Vico Equense in direzione di Sorrento. Un incidente sulla 16 Napoli-Canosa sta provocando code di 7 km tra lo svincolo per la Caserta Salerno e Avellino Ovest in direzione di Canosa. Sulla Salerno-Reggio Calabria rallentamenti e code tra Contursi e Sicignano, il tutto verso Reggio, e in direzione di Salerno rallentamenti partono da Ponte Cagnano. In Sicilia sulla tangenziale di Catania lunghe code 12 km tra Passo Martino e Simeto verso Siracusa. Era questa l'ultima notizia. Luciana Scheggi del CIS, vi ricordo il prossimo appuntamento su Radio 1 alle 15:30 circa. In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ACI, ANAS, AISCAT, Autostrade per l'Italia e la partecipazione dell'AGIP. Nuova Croma ti accompagna anche nel lavoro. Scopri i risparmi fiscali riservati ai professionisti e l'esclusivo finanziamento Fiat Più, che ti dà tanti vantaggi immediati e una grande libertà di scelta nel futuro. Informati al numero verde Ciao Fiat 834 2800. Nuova Croma, la station wagon pensata per la tua professione. L'offerta scade il 30 aprile. TAN 5,95, TAG 7,51%. Solo una particella sa leggere nel futuro. Svelami il segreto delle 3D. Vedo un'acqua del benessere. Vedo la D di digestione, di diuresi e di dieta iposonica. Adesso vedo solo una particella di sodio. Acqualete, l'effervescente naturale del benessere. Tante virtù, poco sodio. 89-24-24, sono Anna. Anna, c'è qui una mia amica di Londra, amante del vintage, che vuole sapere se c'è un negozio di vintage in città. Ce n'è uno in centro, le mando l'indirizzo. Grazie Anna, ci vado subito, almeno capisco cos'è. Vintage. Boh. 89-24-24. È più facile trovare una soluzione con 89-24-24. Anna, siamo nel negozio di vintage, ho capito cos'è, è roba vecchia. Oh, sembra casa mia. Per info su costi 892424.it. Questo messaggio è dedicato ad ognuno di voi, perché chiunque voi siate, qualunque cosa facciate, ci sarà sempre un'offerta Fiat che ci unisce. Voi, me, loro, everybody! Sulla gamma Fiat fino a 3.500 euro per il tuo usato da rottamare. Più super finanziamento Sava con anticipo zero e inizia a pagare nel 2009. L'offerta è valida fino al 30 aprile. TAN 4,75, TAG 5,87%. Casa, dolce casa. Benvenuto al CAF Acli. Grazie. Qui trovo un ambiente cordiale e accogliente per sbrigare tutte le mie pratiche fiscali. Al CAF Acli mi sento proprio come a casa. CAF Acli. Teniamo a voi. Associazione Produttori Camper Anfia vi augura un buon ascolto di Viva Radio 2.
Ciao Partini, buongiorno. Viva le 2, 25 aprile. San Marco è anche il giorno della liberazione, sì, che noi certo. Insomma rispettiamo come cosa, anche se siamo un programma di sacratorio. Sì, Evviva questo pubblico meraviglioso che oggi ha rinunciato al weekend lungo, perché ormai noi italiani siamo quelli del weekend lungo, ormai pure noi facciamo il weekend, non lavoriamo mai, ma adesso c'è la Lega. Cosa faremo adesso? Si lavora, che è sta cosa del ponte, invece noi lavoratori, noi abbiamo rinunciato. Erano impegni familiari che ci tenevano a Roma. A me e Baldino Roberto, che facciamo? Facciamo radio, visto che siamo qua a Roma. Visto che siamo a Roma. Salutiamo i nostri familiari che ci ascoltano, che sono a casa. Io ho una parte di... C'è mia figlia che in questo momento sta mangiando, è una meraviglia quando mangia mia figlia, ascolta la radio, che appena sente la voce di papà lo dice con il mangiare in bocca. Fa, e quindi per questo Susanna io non gliela faccio sentire la radio, perché appena sente la voce fa e butta via. Pensa quando dirà Fiorello cosa succederà. Fiorello non lo dirà mai, è più facile che dica Baldini. Esatto. No, perché tu per lei sei tipo un cartone animato, quando ti vede l'amico di papà, l'amico di sì, è vero. E ride. Un pupazzo. E ride. Devo dire, bel pubblico. Abbiamo un sacco di ospiti. Abbiamo Caterina Stagno, che salutiamo, del Rai Educational di Minoli. La diciamo sta cosa, Caterina Stagno, grandissima giornalista, bravissima, nonché figlia di una figlia di. Sei una figlia di. Sì. Sei una figlia di un Carolina grandissimo, di Monaco. di un grandissimo a cui noi siamo tutti affezionati, tutti gli italiani, che è Tito Stagno, che salutiamo, colui che ci commentò lo sbarco sulla Luna. Commentò il video dello sbarco, poi è tutto finto, non è vero che sono andati sulla Luna, gli americani dicono, c'era Spielberg dietro che filmava. Per il resto, che cosa ci abbiamo da ricordare? Niente. Nulla. Ricordiamo dell'SMS. Bravo, dai, vedi 30 Baldini, ore per la vita. vedi Baldini. Enrico Cremonesi, non è vero, era per vedere se eri pronto. Era per vedere se era pronto. Allora, mi ha telefonato ieri Lorella Cuccarini, è stata meravigliosa. Mi diceva: Fiore, la radio vola, la radio vola, SMS vola, e siete bravi, vola. Vuol dire che nel nostro orario sono arrivati tantissimi SMS. Siamo a 3.000. E poi mi ha detto, certo, domani raccoglierete un po' meno perché la gente è in vacanza. Ho detto: no, Lorella. Telefonino. No, Lorella, no, Lorella. Ho detto: anzi, oggi di più, perché come sapete con 30 ore per la vita quest'anno è una cosa bellissima, perché si salvano dei bambini, e dei bambini possono nascere non sieropositivi. Con questo kit personale di prevenzione per i bambini che costa solo 200 euro. Quindi 200 euro si salva un bambino. Quindi più messaggi mandate, anche qui da studio fatelo. Il numero è 48548, ripetiamo 48548. Allora, adesso è il momento di presentare il nostro scrondo, il nostro uomo, come lo chiamiamo? Il bipede, l'implume, il geranio. Il geranio. Tutti siamo bipedi, ma tu sei il bipede, tu sei il bipede piumato, che è diverso, Quindi sei pronto? Perché oggi lavoro. Sì, ma fammi finire di dire. Scusa, presentazione. One, two. Non vede l'ora. Vabbè, 1, 2, vai. Dai. 1, 2, 3, 4. Patrick Hernandez. Canta pure. Sta cantando. Bello. C'è niente da fare, C'è niente da fare. È uno dei più bravi in Italia ormai. Disponibile per battesimi, comunioni, feste di piazza, qualsiasi. Divorzi. Nel frattempo, per chi era diretta sta frecciata divorzio a Baldini, vero? No, perché? Ho messo una pulce nelle orecchie ai tuoi genitori che magari sentono la radio e che è successo? Subito. Mi piacciono queste cose. Tra l'altro, gli auguri ai miei genitori devo fare, perché si sono sposati oggi. Perché mi chiamo Marco, secondo te? Perché il 25 aprile si sono sposati. Ma non ci credi, ma bisogna vedere quando ti hanno concepito.
Infatti mia mamma era già concepita? Sì, diciamo di sì, che io sono nato a settembre, sono sposato in aprile, vedi tu. Quindi tuo padre o ero molto prematuro oppure insomma. Tra l'altro c'è una notizia che ti riguarda, c'è una notizia che riguarda Baldini, i manifestanti a Torino per il Vaffa Day di Grillo, sapete oggi c'è il Vaffa Day di Grillo, manifestanti anche a Venezia per San Marco, i due cortei si uniscono e nasce in onore di Marco Baldini il Vaffa Marco. Consentimi di salutare mia sorella, quella non famosa. Ah sì. Ho anche una sorella, non dico chi è di tutte le persone che sono qua, perché lei vuole rimanere nell'ombra con sua figlia. Sì. Anche lei vuole rimanere nell'ombra. Si chiama Ombretta. No. Si chiama Nicoletta ed è emozionatissima, è minorenne, quindi non sarebbe potuta entrare qui, ma ovviamente è la nipote di me, di mio zio, raccomandatissima, sono io, quindi è raccomandata, quindi lo dico papale, quindi non diciamo chi è, non diciamo chi è, sennò poi mia sorella è diventata già viola, sì, esatto, sì, lei si vergogna come una ladra. Auguri di buon compleanno a chi? Mamma Roberta, dalle figlie Eleonora e Nicoletta che sono qua, eccolo qua. Dai. Eccola là. Non ho detto neanche come si chiama mia sorella, si chiama mia sorella Anna, e quella nell'ombra la riconoscerete perché è coperta di muschio, sì. Quindi, che sta sempre nell'ombra. Ti sta odiando tu non sai quanto. Va bene. Trovi la Vespa rigata. Lo sapete che mi ha colpito questa notizia che oggi hai fatto lo stacchetto già, Cremonesi? Sì, già da vedo che ti ha impressionato molto. Sì, ci ha impressionato molto. Allora io prima di cominciare cominciamo in modo diverso. Oggi abbiamo due ospiti particolarissimi, perché ancora devono diventare famosi, ancora non hanno avuto grande successo, ancora. Sì. Io li ho notati a X Factor, questi sono i più bravi di tutti, ovviamente sono stati eliminati perché o porto sfiga io. No, ci dai, se o porto prendi, sfiga io, perché appena ogni volta questo è forte, giornal di puntata dopo eliminata. Detto, che forte, puntata dopo eliminata, non so se ce l'ha con me Mara Maionchi ti odia, o come si chiama l'avventura, Morgan Freeman, il pirata Morgan, esatto, Morgan o Simona, ma loro, perché sai Morgan ma questa canzone a me non piace perché la fioritura che comincia a fare queste cose così. Invece noi li abbiamo invitati qui a Viva Radio 2 e sono Silvia e Gino. Salve Silvia, salve Gino. Ciao. Quindi oggi non ci saranno dischi perché saranno loro a cantare, potete anche parlare, sì, Gino. Sì, ciao a tutti. Ecco, ciao eccoci a tutti. qua. Allora, la prima canzone di oggi. Aspetta. Signore, sei tu il mio pastore. Perché? Così, per dare un tocco di brio. Di brio, sì. Allora, diciamo che siete stati eliminati, però non a mio avviso, ma avviso anche di tutti, per il meccanismo del gioco, non certo per le vostre qualità, perché siete veramente bravi, ragazzi, bravi. Quindi oggi tocca a voi, siete la colonna sonora di Viva Radio 2. Ok, d'accordo? Gino, noi vi conoscono solo con i nomi. Vabbè, Silvia Aprile, e tu hai un nome cognome meraviglioso. No, ti prego, Gino, dillo. Non me lo dovevi fare questo. Lui si chiama Gino Scannapieco. Ah, aspetta. Ha detto fine. Hai visto? Posso dirti una cosa, Gino? Sì, del nord. Fossi in te, io userei solo quello. Scanna. No, Tony Scanna. Gino Scanna. Gino Scanna. Strada. Scanna Pietro? Pieco, purtroppo. Pieco. Piecco. Perché? E ora Scanna Piecco e basta. Bellissimo. Allora, hai visto? Ridono. Allora ci sono notizie che arrivano. Sono precisazioni che arrivano dalla regia. Loro saranno la colonna sonora della puntata. Silvia è la colonna e Gino è il colon. Gino, gentili. Qui vi tocca, sì. Allora, quindi loro canteranno. Io non so cosa hanno preparato perché loro si sono rinchiusi qui in questo studio col maestro encefalo e non so che cosa hanno preparato. Ok, quindi quando sarete chiamati in causa voi partite ognuno con un pezzo e poi duetteranno anche, quindi registrate questa puntata, ok? È già poi pronto l'album Tarocco, ovviamente, no? Esatto. Gino, io direi Silvia. però adesso noi dobbiamo parlare di una notizia che a me mi ha veramente colpito. Forse i Rolling Stones si sciolgono. Sì. Cioè dopo anni e anni. Prematura questa cosa. Come hai detto, scusa? Prematura. Un po' presto. Sì, un po' presto. Fa caldo.
E pare all'origine ci sia un litigio tra Keith Richards, il bravo ragazzo di Keith Richards, quello che sembra un bracco, esatto, cioè tutto grinzoso, esatto, e il folletto, come si chiama? Mick Jagger. Mick Jagger, quello che ha 2 vrustel di pollo a posto delle labbra. Sì, infatti. Pensa, lui non ce l'ha mica rifatte, lui ce l'ha proprio così, ce l'ha senza polifosfati, tra l'altro. Allora, noi ne volevamo sapere di più e ci siamo presi la briga di prendere, come si chiama il giornale dove abbiamo preso? Il Sun? Il Sun. Sul Sun, perché lì ne sanno di più in Inghilterra. Abbiamo il Sun, è scritto Sun, e abbiamo tradotto l'articolo e ci spiegano perché hanno litigato e che cosa è successo veramente. Loro sono dentro la notizia, vi leggo l'articolo, levo gli occhiali perché io purtroppo non leggo. Sei l'unico che legge. Vi leggo l'articolo così come è uscito. Sentiamo, dai. Sputa, bravo. Allora, la più grande e longeva rock band di tutti i tempi incomincia a mostrare segni di cedimento. Dopo 40 anni insieme i Rolling Stone rischiano il divorzio. Mick Jagger e Keith Richards, i 2 leader della band, secondo il loro portavoce avrebbero litigato per questioni veniali, anche se in realtà Mick Jagger è stato visto uscire dall'albergo a notte fonda intubato in barella. Minimizzano però dall'entourage della band, dicendo che in realtà Jagger ha avuto solo una forte colica dovuta a un cocktail diabolico, cozze e cappuccino, del quale il rocker è ghiotto. Fonti interne all'hotel invece raccontano di un litigio dovuto al fatto che Richards avrebbe usato il catetere di Jagger per inalare degli eccitanti non propriamente legali. Sembra che la reazione del bel Mick dopo un primo momento di dolore dovuto all'estrazione repentina del catetere sia stata violenta e un po' sopra le righe. Dicono infatti che il vocalist abbia collegato il defibrillatore al pannolone bagnato di Keith Richards. A quel punto il chitarrista elettrizzato ha collegato la sua chitarra all'apparecchio acustico del folletto del palco, suonando al massimo volume l'intro di chitarra di Satisfaction. Jagger, dopo aver raccolto la dentiera che gli era volata via per le forti vibrazioni, avrebbe estratto dalla tasca dei jeans le mutandine della giovane moglie di Richards. Gli ha fatte vedere così. E le avrebbe sventolato intonando Let's Spend Tonight Together. Non è ancora chiaro cosa sia successo nei minuti successivi. Il manager assicura comunque che si tratta solo di ragazzate meno male, e si augura che Jagger e Richard si possano riprendere in fretta e vengano dimessi al più presto dal Matusalem Hospital dove sono entrambi ricoverati. Questo è la storia. Ed ecco, sentiamo, ma noi non abbiamo bisogno di dischi per fare Satisfaction, perché basta che il nostro chitarrista sardo gli si dica "A sottombriga bomba!" Satisfaction. I can get no satisfaction. One, two, three, four. Bene. Piaciuta, bella chiusa controtempo. Visto oggi è il 25 aprile, molti saranno a casa a guardare la TV. A guardare la TV, stasera tanti. Chiamiamo la nostra signorina. Buonasera. Eccola, arriva. Buonasera. Buongiorno signorina. Buonasera. Sono le 2. Buonasera. Questa sera alle 21:10 su Canale 5 Ti amo in tutte le lingue del mondo di Leonardo Pieraccioni, un film sul turismo sessuale. Ma non è vero signorina, cominciamo malissimo. Ma su Rai 2 stamattina alle 9:15 hanno trasmesso il TGR Montagne. Nel corso del notiziario sono andati in onda i seguenti servizi. Quali? Il fungo prataiolo della Valpusteria, il canederlo della Val di Fassa e la polenta con gli uccelli del Cadore. Chi se ne frega, come la vede? Andiamo avanti seriamente. Su Animal Planet alle 21, caro Marco. Animali spassosi. La colica renale del narvalo. Ma la smetta un po' e legga Rai 1, per favore. Sula.
Sulla 7 alle 21:10 Daria Bignardi presenta Le invasioni barbariche. Bene, ok. Ospiti della trasmissione Paolo Villaggio, Mara Venier e l'astrologo Branco. Oh, meno male. Che bello. Che bello. No, c'è Branco. Allora bellissimo. Ma non faccia commenti. Voglio sapere come mi andrà la storia sentimentale col pescivendolo. Voglio proprio ma chi se saperlo. ne frega? Io sono Acquario Ascendente Capitone. Basta, per favore. Abbiamo toccato il fondo, legga Rai 1. Se proprio insiste. Su Rai 1 alle 21:10 Carlo Conti presenta I raccomandati. Che vergogna. Ma perché, scusi, che perché Ma come si fa a intitolare un programma così? È un incitamento al malcostume. Allora facciamo un programma che si chiama Gli scippatori oppure Viva il falso in bilancio. Ma pensa te, adesso fa anche la moralista, ma la finisca, dai, basta. Su canale No, non lo dica. 389. Eccolo. Ho avuto un abbassamento di voce. La sento, non faccia. Hard hot zapping. No. Mia nipote Nicoletta è pregata di tapparsi le orecchie. Esatto. Tappali veramente. Tappati le orecchie. E fai la così. Fai la così. Fallo veramente. Allora, perché su canale 389, canale dove tu non dovrai mai entrare, perché c'è il catenaccio disegnato. Sì, esatto. Hot zapping. Stasera tardi, ma molto tardi. Andrà in onda il film Hard. Andrà in onda il film Hard. Sì. Spalle al mulo. No! Allora signori, ci siamo. Cominciamo subito con Silvia Aprile che prende posizione al microfono. Silvia Aprile, cosa avete provato, Silvia, con Maestro Canederlo? Why? Allora, la canzone che ti ha fatto, diciamo, esordire a X Factor, ha esordito con Why. Why di chi è, Cremonesi? Why? Annie Lennox, Annie Lennox, ragazzi, Sì. adesso nella interpretazione di Silvia Aprile qui a Viva Red 2. Why? Perché? Perché? How many times do I have to try to tell you that I'm sorry for the things I've done? But when I start to try to tell you, that's when you have to tell me this kind of troubles only just begun. I tell myself too many times, why don't you ever learn to keep your big mouth shut? That's why it hurts so bad to hear the words that keep on falling from your mouth, falling from your mouth, falling from your mouth. Tell me A Viva Radio 2 c'è Silvia Aprile. This is the joy that some spread. These are the tears we shed. This is the fear, this is the dread. These are the contests on my head. And these are the years that we've spent. And this is what they represent. And this is how I feel. Do you know how I feel? 'Cause I don't think you know. I don't think you know what I feel. Why? Bene, andiamo a casa. Andiamo a casa noi. Allora ragazzi, noi andiamo a casa. Appendiamo le corde vocali al Hai muro. sentito? Sì, Sì, al chiodo. Sì. Uguale, sembri lei. Proprio. Sì. Allora, poi ragazzi, dobbiamo fare Silvia e Gino, dobbiamo fare uno scherzo a Morgan.
perché Morgan quando vi dice sempre che ci sono le fioriture che a lui non piacciono, dobbiamo tentare di fare un pezzo solo fioriture. Per farvi capire una fioritura, Gino, mi fai una fioritura su una parola? Chi è sola? Luca Sardella? Ti spiego io. Improvvisare così? Sì, guarda, questa è una fioritura canora, sentite, fai un accordo, vedi tu? Su Y, fai una fioritura su Y. Su una fioritura su Y. Y con tutte le fioriture. Come ti viene? Vai, come ti viene? Vai. Attenzione, dedicata a Morgan, sta bella fioritura. Continua, ti prego, continua. Ora la faccio pure io, aspetta, insieme. Stessa cosa. Cioè, avete capito? Che meraviglia però, tutte quelle cose là. E veramente, attenzione, i napoletani compaesani di Silvia e Gino vogliono far passare di nuovo la canzone di Silvia. Chiedono Pozza Passano Guai. L'umorismo è altissimo, ragazzi, andiamo su alte venti. Volevo ricordare, faccio un altro gioco, presente qui in sala, ma non vi dirò neanche sotto tortura chi è, c'è un generale della Guardia di Finanza. È vero. Punto, non vi dico altro, dunque, quindi comportatevi bene. Nascondete la roba, insomma. Allora, mi raccomando, e qui però non vi dico, io ho già fornito dati, dati sui tuoi estratti conto, su tutto. Ma sanno e già tra l'altro, tutto. quando prendono qualcuno dello spettacolo, sappiate che sono io che gli sto dicendo tutto. E lui la spia. Posso fare un appello? Sì. Un appello, Pippo Baudo, passa dal commercialista domani, ok? Anche Sistema Mike. quella così. No, Mike, Ti immagini, io vorrei sapere chi è l'infame che mi ha mandato la finanza, amici ascoltatori. Allegria, amici ascoltatori, sono stato preso con le mani nel sacco. Avevo evaso 3 milioni di euro. La culla. Che meraviglia. Sai, una volta Mike Buongiorno girando, quando giravamo gli spot famosi che facciamo oggi, la prima volta che ci siamo incontrati, io prima di lui lavoravo col cane, no? C'era il cane, c'era Shonik, Shonik bianco e nero, e lui poi prese e il primo giorno di riprese mi ha guardato e mi ha detto: e io cosa ho fatto? Ho preso il posto del cane. Allora. Ma poi a un certo punto ha fatto bene una scena, no? Ha fatto bene una cosa e il regista fa: bravissimo Mike! Mica sono il quadrupede col cimurro. E lui è così, è veramente così. Eccolo. Volevo fare complimenti a Silvia, neanche glieli ho fatti, ragazzi. Una meraviglia. Dopo tocca a Gino, pezzo di Mina, Gino, ok? L'omino ci chiama il capo, eccola. Il capo ci chiama sempre, non dobbiamo sottostare, c'è niente da fare. Sentiamo di che umore è oggi. Sentiamo. Questa mattina Canta. sono svegliato. Veltroni, ciao, ciao. Questa mattina mi sono svegliato e con Veronica. Benissimo, Presidente, non faccia, ecco, la sento particolarmente felice. Oggi è il 25 aprile, una festa importante per la nostra nazione. Il 25? Il 25 è una festicciola in confronto alla vera festa nazionale. Il 29 settembre, ricordate questa data, il 29 settembre. Cos'è successo, scusi? Sono nato io, ecco. Silvio I. Salvatore della mia patria e del mio patrimonio. A proposito, apro parentesi, salutatemi il generale presente lì. Appunto lei è il solito esagerato comunque. Senta, oggi non lavora? Ma figurati, un appuntamento importante con il chirurgo che ieri ha fatto il primo trapianto di spalla al mondo. È vero, ha ragione, abbiamo letto. E ce l'abbiamo noi. Gli va a portare qualche riconoscimento? No, mi deve visitare. Ah sì, fa anche lei il trapianto di spalla? No. Pensate, sarà il primo a fare il trapianto del tacco. Squilla il telefonino. Un attimo, scusate, una telefonata. Pronto? Poi Gianfri, come stai? Sì, ti ho visto con l'ombrello, se pioveva ieri. Perché piangi? No, dimmi perché piangi? È finita. Dimmi perché piangi? Sì, questo non lo so. Stupido. No. Un attimo, apro una parentesi. Sì. Baldini, falla finita. Scusi, me le mette in bocca lei. Che devo fare? Allora. C'ho
guardi, c'è Gianfri che... Gianfri, dai, smettila, non fare così. Io dico io, dai, passamelo Umberto, passamelo Umberto. Umbi, allora, ti ho detto, Gianfri è sensibile, smettila di scrivere sui cartelloni elettorali, noi ce l'abbiamo duro e loro ce l'hanno fini, non lo devi scrivere, non devi farlo più. Sono dei ragazzi. Lo sai che Gianfri è timido, gli vengono i complessi di inferiorità, ma come devo fare? Sì, ti voglio bene, va bene, ti do un bacino sulla fronte. Presidente, scusi, problemi? Chi è? Nessun problema, che io purtroppo ho la badante in ferie, i ragazzi sono a casa da soli. E qui... Ancora? E che pronto, scusate, dimmi Umbi. Come? Gianfri ti ha messo il sale dentro la Coca-Cola? Ma non puoi vendicarti mettendo il peperoncino sulla supposta di glicerina. Non puoi. Dai. State bravi, apro una parentesi. Sì? A dire questa battuta ho sentito proprio il bruciore. Il dolore, anch'io, infatti. Arrivo, non potete fare, chi so, qualche gioco in scatola? Tipo? Vai, bravo, giocate con quello, l'allegro leghista, bravo, arrivo tra poco, ciao. Meno male. Allora, dicevamo, ancora? Basta, ma scusi, pronto? Ma chi è? Dai. Bondi, dimmi. Sì, Bondi, te lo prometto, vabbè. Ti faccio fare il ministro della pubblica istruzione. Sì, ma smettila con quelle cagate di poesie, altrimenti ti mando al CEPU. Bondi, Grazie, dai. Grazie. Signori, e ora Scannapieco. È bello, guarda che bello. È bello. No, guarda, Non si può fare proprio solo Gino, eh? Sì, no? io ti chiamerò solo Gino, ma GS, guardami in faccia, fidati di me, che anch'io quando ero ragazzino che mi chiamavo Fiorello, in Sicilia uno che si chiama Fiorello, figurati, questo è. Lì c'erano Zappalà. Capito? C'erano cognomi importanti. E io, come ti chiami? Fiorello? Dico, ma perché non mi sono chiamato, che ne so? Invece, però poi ho imparato a convivere con questo cognome. Tu accetta il tuo e vedrai, sarai una pop star che si chiama Scannapieco. Veramente. No? Ma tu pensi che Vasco Rossi, uno che si chiama Rossi di cognome, che è il cognome più diffuso in Italia, eppure vedi l'ha fatto suo. Comunque, e ora Gino con Portami via di Mina. Sentite che cosa c'è adesso, sentite. Mentre brucia lenta questa sigaretta, sorrido, fingo e ti accompagno sulla porta. Io nei tuoi occhi leggo scusa un'altra volta, poi la tua schiena si allontana quanto basta. Così ti vedo andartene su queste scale, da questo astratto amore, da questo stesso mare. Cosa c'è da dire, cosa c'è da fare? Siamo due cuori affetti dallo stesso male. Non c'è niente da dire, niente più da fare. Portati via le tue valigie, il tuo sedere tondo e i tuoi caffè. Portati via i fiori finti, la tua faccia, la tua gelosia. Vai via, portati lontana da me. Portati via, portati via, 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 portati lontana da me. Mentre brucia lenta questa sigaretta, io son seduto qui che non ho fretta. Signori, Gino, abiti da solo, vero Gino?
Scusa, no, non canti sotto la doccia, però, se no svegli Marco, tutto il condominio. io credo, Sì. guarda, ho Ce l'ho capito. insonorizzata la doccia. Infatti, ti hanno eliminato, ho capito, adesso ho capito perché hai dei problemi sulle note alte. Non riesci- Sì, l'ho capito anche io questo forse. Non riesci a prendere proprio le note. Sono arrivati 3 delfini. Cremonesi, tu che sei del mestiere, che ne pensi? È molto molto bravo. Molto bravo, Che per dirlo E il mi piacciono nanetto. pure le fioriture, se posso permettere. Come hai detto? Cacchio. Anche a me, va. Anche a noi le fioriture. Scusa, mi fai una cortesia, fammi un'altra fioritura. Ti giuro che mi piace. Un vaso di ciclamini. Ti facciamo Allora, quella uno canta, piccola, bisogna quella piccola riconoscere. sull'acuto, no? Quella piccola sull'acuto. Sì, quella è bellissima. dai. Portati via. Capito? È piccolino però. Quanto basta, ma? Un bocciolino. Ci sarebbe una radiopromozione ora, volendo, Ci Sì, pagano. c'è la radiopromozione. Sì, esatto. E poi dopo C'è la torniamo. radiopromozione, Dai. bravo. Bravissimo. Abbiamo. Altro che. Vai. Ha chiamato No, ma secondo voi posso passare l'estate a schivare trenini e balli di gruppo? Ma no, dai, quest'anno il villaggio lo organizzo da me. Compro un camper, lo carico di tutto quello che mi pare, sdraio, bici, CD, libri, niente programmi, niente orari, totale libertà e soprattutto nessun pepe. Ma fate come me. Andate al sito www.associazioneproduttoricamper.it e partite. Voi come lo vedete un bel tour Sanremo, Monte Carlo, San Vincent, campione d'Italia? No, Vabbè, vada per la Sardegna. Ehi, ciao Rosario, chi c'è mercoledì 30 aprile? Non lo sai? Ma come non lo sai? Ci sono i Backstreet Boys! Backstreet's back, alright. 30 aprile a Viva Radio 2, i Backstreet Boys! Backstreet Boys! A Viva Radio 2, quelli di... E anche quelli di... Quit playing games with my heart. Ma soprattutto quelli di... Incomplete. I Backstreet Boys a Viva Radio 2. Tra l'altro Cremonesi canterà insieme a loro e sarà uno dei Backstreet Boys. Tell me why it ain't nothing but a hard thing. Tell me why it ain't nothing but a hard thing. Avete sentito quante Backstreet Boys 30 aprile! 30 Senti quanto urla, quindi ci saranno i Backstreet Boys, perché qualcuno ieri ci abbiamo sentito il promo, ma era uno scherzo, no? Ci sono proprio qui i Backstreet Boys, quelli belli, quelli Sì, bravi. Cremonesi è un loro fan? Sì. Sei un loro fan, Cremonesi? Sì. Ha il poster sul pianoforte. Perché nel promo c'è un pezzo cantato da lui che non ve ne siete neanche accorti tra Sì, sì. Come Backstreet no? Boys. Te ne sei Ho accorto? reso un quarto d'ora. Ce lo puoi rifare in assolo per favore? Da solo, beh, fammi il pezzettino che hai fatto quello di... Tell me why it ain't nothing but Fai la fioritura anche tu. a hard thing. Tell me why it ain't nothing but a real thing. Era una margherita Tell quella. me why I never want to hear you say that I want it that way. Ma che bravo è! Signori, altro che X Factor, lui è uno Y Factor. Tu sei... Un XL. Attenzione Gino, è uscita già una notizia su di te. Gino Scannapiego segue il consiglio di Fiorello e sceglie il nome d'arte di Vasco Scannapiego. Si ride. Ti è piaciuta questa? Ah, no, c'è un problema, c'è un cantante che ha un problema, Sì, noi grosso ne abbiamo problema. parlato. Ha vinto, eh? Caterina Stagno, si parla di Guccini. Ah, no. Guccini, Ah, avete Guccini. mai fatto la storia siamo noi su Guccini? Dai, Dio. Fatelo. È il momento di fare, perché veramente sta attraversando un brutto periodo, Sì. perché ha dichiarato a tutti i giornali, a tutta la stampa che ha smesso di fumare e ha fatto bene, perché insomma smettere di fumare è una delle cose Sì, più certo, salutari che dai, si possono fare nella terra, solo che lui dice da quando ho smesso di È fumare ingrassato. sto diventando un bove e non riesco più a scrivere canzoni come facevo prima, sto davanti al foglio ore e ore con la tabula penna rasa, e niente. mi viene solo da mangiarci, È vero. mangio. Noi adesso telefoniamo Proviamo a a chiamarlo, Bologna, a casa sì. sua, sentiamo come Come messo. sta oggi, Sentiamo. dai, perché magari ha superato la crisi. Sentiamo se Casa Guccini risponde. Pronto? Ma come vuoi che vada? Vabbè, ci chiedevamo, maestro. Sono seduto qui davanti a un foglio di carta bianca, Sì?
grasso come una faraona ripiena. Vabbè, grasso. Veramente che guardo lacrimando un pacchetto di Marlboro. Non lo guardi, maestro. Sto anche a prendere il vocabolario a caso per mettere insieme due parole. Ma lo sai che dopo 3 ore che sto qui col foglio bianco, che cosa ho scritto, vuoi sapere? Ci legga qualcosa. Allora, ti leggo, te la canto. Sì, me la canti, sì. E la locomotiva fa ciuciuf. Ma insomma non è che... Ma ti rendi conto? Io sono Guccini che scrivo una roba del genere. No, infatti non c'è. Poi, tipo? Il telefono fa tutù. Ah, ecco, questa è già più... E la mucca fa mumu. Beh, insomma... E la cop sei tu. Vabbè, non c'entra molto, maestro, devo dire, in effetti, lo so, non è proprio... Santa pazienza, posso dirlo? Lo Ho dico. scritto una gran puttanata, Ecco, ragazzi. volevo dirlo io. Però... Bisogna scriverlo sui pacchetti di sigarette, però. Sì, Se non fumi, scrivi cazzate. Maestro, bisogna però dirlo, va bene? mi sembra strana questa sua, che si sia esaurita la vena creativa, insomma, che proprio lei che viene presentato come un esperto di lessicologia, lessicografia, glottologia, entimologia, dialettologia. Sono tutte pugnette. Ho scritto canzoni per 40 anni, adesso scrivo cose che il confronto Federico Moccia da premio Nobel. Senti questa. Sì. Aspetta, sento muoversi qualcosa. Vede, forse arriva. Ragazzi, sento muoversi qualcosa. Forse. Improvviso una canzone dedicata alla mia terra. Ecco, ci siamo, lo sento. La via Emilia si cura le ciglia. La via Emilia non arriva in Sicilia. La via Emilia con la carne alla griglia. La via Emilia con i punti 1000 miglia. Socia. Ragazzi, posso chiudere? Sì, meglio, maestro. Posso chiudere? Quasi quasi mi do una martellata da solo sulle palle. Adesso no, riesco a scrivere, niente. Tornerà la vena. Allora, ragazzi, attenzione. Ferma tutto. C'è una chiamata di Mike. Sentiamo. Ora vagli a spiegare che quello che abbiamo detto Era sulle uno tasse, scherzo, che lui non ha pagato le tasse, era uno scherzo. Vagli a spiegare che facciamo un programma comico. Non c'è niente. Vagli a spiegare, perché adesso è in linea, adesso lui chiamerà e dirà: ma come io dico già quello che succede là. Ma come ti permetti di dire una cosa così? Io ho solo paura di dire pronto. Signori? Pronto. Ciao Mike. Ho chiamato prima, perché non mi hai risposto? Perché stavo cantando. Vabbè, adesso ti do io un compito. Lo sai che giorno è oggi? Scusate. Che giorno è oggi? E oggi è il giorno della liberazione. Tu so che tu ci tieni tanto. Anche tu. So che non hai messo fuori la bandiera. No, c'è alla Rai, perché qui sai la Rai, l'azienda di Stato. A casa tua. A casa mia, non si vede, abito all'interno. Va bene. Questo è un giorno che tutti devono mettere fuori la bandiera. Dobbiamo amare il nostro paese. Bambini che mi ascoltate, mettete fuori la bandiera tricolore. Dovete volere bene all'Italia. E adesso, se permetti, mi senti ancora? Noi siamo in religioso silenzio, Mike. Ecco, allora voi mi cantate adesso Fratelli d'Italia, va bene? Sì, Mike, te lo facciamo con tutti insieme. Aspetta. Io adesso sono arrivato in cima alla montagna, spero di sentirti ancora. C'hai la grappa? Sono in mezzo alla neve, c'è tanta neve ancora qua. Ancora neve? Chi di mangiare, dov'è? Ma dove tanta. Ma dove sei? Sempre lì alla Punt? No, adesso sono al Maloia. Al Meloria? Maloia. Famosissimo. Maloia, c'è tanta neve, il lago è tutto gelato. C'è anche il lago famoso, lago di Maloia. Non è stato così. Ma è il lago di Maloia? Sì, sono passato dal Maloia e c'è tanta neve. Anzi, ci sono anche dei fondisti. Pure. Va bene, adesso non perdiamo tempo. Subito, amici ascoltatori. Siamo pronti? Fratelli d'Italia. Allora, siamo pronti seriamente, Allora, attenzione. Vai. Fratelli d'Italia, se resta nelle il scipio, se cinta la testa, dove la vittoria e gioia che schiava di Roma, di Pino.
Bravi. Allora, ho sempre sognato di fare parapam pam 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 sempre. Ecco, Mike, Mi avete commosso anche. ti lo posso sai? dire una cosa, Mike? Io so quanto Mike ci tenga, Sì, perché certo. Mike È stato partigiano. ha rischiato la fucilazione, ne è uscito vivo, insomma. Anzi, ti devo dire una cosa, che esattamente proprio in questi giorni io ero stato arrestato e mi avevano messo al muro. Nel 1944 non avrei mai pensato che dopo 60 anni avrei parlato con un certo Fiorello stando in mezzo alla puttana. Vedi com'è la vita? Sì, Mike, noi ti vogliamo bene, ti salutiamo e ti auguriamo una bellissima giornata di sci da tutti noi. Okay. Mike, buongiorno, grazie. C'è da dire, attenzione, Maradona si è iscritto al partito peronista e dichiara: sono sempre stato molto attaccato a Tibia e Peron. di quelli del plotone non ce n'è più vivo uno. Del mio? Invece. Ah, beh, sì. Guarda, a me la racconta certo, sempre sì, queste. sì, è vero. Ogni tanto, tra una pausa e l'altra, Stato lui con mi dice: ma tu lo sai? Montanelli. Invece tu lo sai che ero lì al plotone, e poi, grazie al mio doppio passaporto, mi dissero chi è quell'americanino. Mi presero e fu fortunato perché lui era piccolo. Anche adesso lo è. Sì, Però infatti. è meraviglioso. Abbiamo una notizia sulla Sant'Anché. pensa. Sì. Allora, Londra. Al Museo delle Cere Daniela Sant'Anché viene invitata dal custode a ritornare sul suo piedistallo. Vabbè. Ma lei è un'amica. La protettrice di lei interventi è un'amica. Poi c'è anche una su Bertroni. Chi è? Qual è? Parte da che è stato tolto l'embargo ai prodotti alimentari coltivati a Chernobyl. Beltrone dichiara: io un cetriolo gigante l'ho già ricevuto 2 settimane fa. Signori, è il momento di Silvia. Vai. Silvia, tocca di nuovo a te. Io, sai cosa farei? Farei un pezzo di Nora Jones, ragazzi. Bello, mi rendi felice come una bimba. Nora Jones, ragazzi, mica cotica. Nora Jones. Dove gioca? Non lo so. Senti che roba. Wait till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. My heart is drenched in wine. But you'll be all mine forever. I will cross the endless sea. I will die in ecstasy. But I'll be back up once, driving down the road alone. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Silvia Aprile, io veramente vi auguro tante belle cose. Mi piacerebbe veramente il prossimo Sanremo Giovani vedervi tra i protagonisti, non sarebbe male. Quindi, sai qual è la cosa? Posso dire una cosa io? Sì, ecco, signori, dice una cosa Cremonesi. Silenzio, prego. Vai. Finalmente una cantante che canta piano. Anche. Che sa canta? cantare piano. Perché? Piano, cioè delicato, no? Delicato. Cioè, urlano tutti. Grazie. Diglielo lì a quelli di. A chi? Lei non urla. Diglielo. Neanche a me, quando canto a me non mi piace urlare. Ti faccio una proposta. Fammi una proposta. Canzone di Zucchero. Sì. Ce l'hai presente? Sì. Quella lì. Quella delicata. Sì. Quella lì. Diavolo in me, ce l'hai presente Diavolo in me? Allora prendiamo la canzone di Zucchero Diavolo in me, togliamo il suo arrangiamento originale e infiliamo dentro l'arrangiamento di Vasco Rossi, quella col basso che fa tipo così.
più pace laggiù. Non ho bisogno di peli, sei da un angelo tu che accendi un diavolo in me. Accendi un diavolo in me, che c'è un diavolo in me, che c'è un diavolo in me. Le strade del Signore sono infinite, lo sai, anch'io ti sono nel cuore. Allora cosa mi fai? Accendi un diavolo in me, accendi un diavolo in me. Grazie a tutti. Voglio ringraziare. Erano finti. Sì, appunto. Volevo vedere dove andava a parare. Fa piacere, insomma, sapere che ci sono cantanti che cantano piano ancora nella vita, sì, così, lieve. E che non urlano, cavolo. Attenzione, sì. Zucchero, ascolta la radio, dichiara il prossimo disco lo farò con il nome d'arte di Zucchero Sugar Scannapieco. Stanno copiando, Tra l'altro Scannapieco è sassofonista di Mario Biondi, si chiama Scannapieco. Sì, lo conosci il sassofonista di Mario Biondi? Si chiama Scannapieco. Di Salerno forse? Non so di dove, però si chiama come te. Mi piace perché Gino è un po' come Pino Daniele, cioè parlano come cantano, visto? Ma sta là! Che c'ha la voce sottile anche quando. Sì. No, perché Pino Daniele è meraviglioso, quando tu lo chiami, se tu metti una musica di sottofondo mentre lui nella parla, sua è già un pezzo. Sì. Quest'altro, bene. Ci vediamo domani, non so se posso venire. Ma non lo so. Vado dal callista. Sì, domani vado al podologo. Sì, ci vado. Domani non lo so se posso venire. Ma quando? Domani? Che tempo fa? Chiove. Ma quando chiove? Mo chiove. Ho capito, mo chiove. Ti sento quando scendi in scala. Volevo comunicare a Cremonesi che durante il Devil in Me, non accorgendomi dei volumi alti, ho urlato come un assatanato e mi sento tipo una cosa in si gola, vede, cioè, che non vi dico. Non vi dico. Allora, abbiamo anche una pubblicità, ma noi, visto che abbiamo Silvia Aprile e il nostro Gino, il jingle della pubblicità lo improvvisate, vi faccio fare prove strane che voi non si possono provare, queste, lo si fanno in diretta. Musica inedita, il testo è: ora c'è la pubblicità in coppia, fate quello che volete, quando ci piace mandiamo la pubblicità. Vai, guarda, Gino è disperato, non ti preoccupare. C'è la pubblicità, ora c'è la pubblicità. Tutto l'LP, dai. Sì. C'è la pubblicità. Mi stavo addormentando, era bellissimo. Mi stavo addormentando. A dopo. A tabalala. A patacata. Pubblicità. Ci risiamo. Marco, mi senti? Sì, Ciao Marco, allora io sono qui all'esterno della radio, nel nostro magazzino per quella cosa. Non pensavamo che oggi 25 aprile saremmo riusciti ad avere questa cosa, insomma, uno dei mori dell'orologio di Venezia in persona, la racconta dell'antefatto, prego. Allora niente, sapete che l'orologio di Venezia ha 500 anni, quello con i mori che danno il colpo sulla campana. Si danno le martellate. Solo che per la prima volta, appunto, in 500 anni i mori sono andati a funghi, cioè ognuno andava per i cavoli suoi, non erano in sincronia. Noi vogliamo capire perché, abbiamo uno dei mori che ci spiegherà per quale motivo sono andati
andati in tilt. Sì, Marco, sono emozionato ad avere proprio uno di quelli che da 400 anni sono lì a dare martellate alle campane, voglio dire, una bella vita di... Sì, sai che gioia. Allora, lo abbiamo qua. Buongiorno, sono Rosario Fiorello. Come si chiama intanto? Buongiorno, io mi chiamo Claudio. Ah, Claudio? Sì. Vabbè. Di cognome? Claudio Mori. Certo. Sceminoni è Moro, quindi si chiama Claudio Mori, che devo fare. L'altro come si chiama? Sì. E l'altro si chiama Adriano. Certo, Adriano e Claudio Mori. Allora, il primo problema, l'hai già detto, è stato la settimana scorsa. Giovedì. L'orologio si è fermato alle 8:55 ed è ripartito dopo un bel po' di tempo. Sì. Allora, Claudio Mori. Sì. Moro, forse. Ci racconti che cosa è successo? Sentiamo. Ma guardi, niente di particolare, ci siamo fermati per vedere in TV il programma di Luca Sardella. Ah, ecco, vedi. E noi dopo 500 anni all'aperto in Piazza San Marco abbiamo il muschio nei capelli e sotto le ascelle. E Sardella è il nostro Ma guarda, signor Moro, non c'è bisogno che lei faccia da proprio... 500 anni, perché anche lei che lei normale. Fa caldo qua dentro, si forma il muschio, Vabbè. Quindi Sardella è il vostro estetista praticamente. Sì, certo. Si sono fermati anche domenica, però, no? Alle 12, sì, esatto. ma lì... Sì, ma la colpa è dei tagli alla regione. Di cosa? Se dei tagli alla regione. I tagli alla regione. Perché non capiscono, se parli ti mangi le parole. Lei è veneto come io, sono austro-ungarico, però andiamo. Allora qual è? Prima c'era un orologiaio che ci caricava a mano 2 volte al giorno. Da domenica, per darci la carica, ci portano una Red Bull, ce la mollano lì e l'abbiamo fatto tutto da soli. È la modernità. Sì, è il mondo. È la modernità, scusate. Il mondo è il mondo che va avanti, caro Claudio Moro. Come no? Ci provi lei a tenere un martello di bronzo di 3 quintali con la destra, la Red Bull sulla sinistra, mentre un piccione di Piazza San Marco ti caga in un occhio. In effetti. Ho sbagliato per la martellata, gliel'ho data sui marroni di Adriano. Ecco perché si è rotto, capito? Che gli ha dato una martellata all'amico suo. Ma guardi, veramente, insomma, una martellata da 3 quintali proprio lì, insomma, non deve essere stato un bel momento. Ma suo fratello si è arrabbiato? Non sei mio fratello! No, chi è? Sei mio compagno! Siamo una coppia di fatto! E abbiamo anche 2 figli adottivi. Come si chiamano? Federica Moro e Fabrizio Moro, quello di Sanremo. Ho capito. Senta, Claudio Moro, vuole fare pace con Adriano? Se vuole glielo chiamiamo al telefono, va bene? Mi piacerebbe tanto, guardi. Vi amate? Sì, lo amo tanto, mi manca tanto, sa. Prego, chiamiamo. Allora noi li lasciamo qua, i Mori, ok? Io li devo lasciare qua, ok? La lascio qua, signor Moro, arrivederci. Mi lasci, ci penso che pensi me, guardi. È un delirio. Io Baldini non ho parole. Io veramente abbiamo non ho toccato parole. il fondo. Io spero che esca qualche notizia su, infatti, su questa cosa. Sì. Attenzione, Rosa Russo di Garbolino festeggia il 25 aprile e dichiara: Napoli è vicinissima al Tibet. La nostra montagna di Munnezza è ormai pari all'Everest. E con questa abbiamo livellato, insomma, la situazione. È il momento di Gino? Che facciamo? Gino, tocca a te, sì, Gino. Tocca a te. Allora, signori, Gino, adesso scelgo io il pezzo. Adesso, ragazzi, si va di classico, proprio classico italiano. Lucio Dalla, Caruso, e qui la sua estensione. In che tonalità la fai? Cioè, che ultrasuono? Svizzera proprio. Sol minore. Sol minore, sì. E quello originale di Lucio Dalla? Non so la tua originale. Ma noi neanche ci importano le tonalità originali. Magari è più Forse un tono quella di Caruso. No, è un tono sotto. Un tono sotto. Perché l'originale è La minore. Soltanto che oggi sto un po'. Quasi afono. Pensa è afono. È afono. Pensa quando non è afono. Ma ha inclinato gli occhiali. Prego. E poi la tonalità. Come mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai. È una catena ormai che scioglie sangue in te vene sai.
E meno male era afono. Ah, basta, si fino a qua sentiva, sì, però un po' afono. eri afono, sì, sì, proprio la voce non ti usciva proprio. No, sentivo sta fatica che faceva Gino. A proposito di cantanti, consentitemi di fare gli auguri a Stefano De Maco, in arte Ciccio, Vai, che lavora con noi quando facciamo le tournée. È uno auguri Ciccio! Insieme a Lola è uno dei due coristi che dietro la voce della sigla. La voce della sigla Senti, una curiosità, Gino, avrei una curiosità su Gino, mi piacerebbe sentirti su un pezzo di Stevie Wonder, così. Tu Easy She Lovely vagamente la sai, vagamente. Easy She Lovely. Non so le parole, però posso inventare, va. Sì, sì? No, inventare ma non corrette, no? Non so. No, guarda non che qua nessuno sa l'inglese, quindi puoi dire quello che vuoi qua. Per noi è uguale, inglese è un'altra. Al massimo ci arresta. No, la curiosità di sentirlo su Stevie Wonder, fammi sentire. La minore, sempre lui, tutta la minore. Allora si minore. Sì, parlano tanto, non abbiamo gente, cremonesi. Sì, c'è un po' di persone. Perché l'ho detta sta cosa di Stevie Wonder? La possiamo dire. Vai, poco, un pezzettino proprio poco. È una curiosità mia proprio così. Isn't she lovely? Ci assomiglia, Isn't she lovely? Bravo, I never kill, I never find no, I never find with love with me. To what even isn't she? Stop in the lane, no. Mi è piaciuto il mio inglese? La canzone poi vi porteremo potrebbe fare la traduzione. Potrebbe fare gli scherzi telefonici con la voce di Stevie Wonder. Attenzione, c'è una telefonata per noi, noi. Da quando non fanno ministro della difesa sta diventando pazzo. Non lo fanno, vero? Perché adesso Fini ha detto che diventerà il numero 1 di AN, Ignazio La Russa, dai. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Allora, lei diventerà il numero 1 di AN e non il ministro della difesa? Io non sarò ministro della difesa, semmai ministro dell'attacco, e vero, questo lei lo sa. Senta, Avanti, forza! E se Fini la volesse come presidente di AN? Obbederò. Oh, meno male. A patto che AN non significhi più alleanza nazionale, ma arrembaggio nazionale! Addirittura. Senta, ma è vero che quando Fini gli ha proposto la presidenza di AN lei ha dichiarato cado dalle nuvole? Baldini, io non cado mai dalle nuvole. Io cado nella bambagia di cumuli candidi e soffici. Cadere nelle nuvole non è da uomo. Io al massimo mi faccio paracadutare da un cacciabombardiere del nono stormo dell'aeronautica. Va bene, senta, però se sarà presidente di AN ha pensato a dei progetti politici da portare avanti? Minchia, certo! Ecco, bastava dire sì, cioè non è che... Al primo posto c'è la sicurezza. Ieri mio figlioletto Scafandro un nome così. È caduto dal motorino. Si è fatto male, ma ha sofferto da uomo e non ha pianto. Io gli ho detto bravo e gli ho regalato una cicatrice. Gli ha regalato lei. Senta, ma quali sono questi disegni di legge sulla sicurezza? Allora, innanzitutto l'elmo obbligatorio sui motorini. E poi basta con questi motorini, con questi nomi effeminati, Vespa, Scarabeo, ma che è? Si cambierà nome. E la Vespa come si chiamerà, ad esempio? Calabrone. Certo, e lo Scarabeo? Cervovolante. Ma che stiamo scherzando? Poi aboliremo quegli accessori da donnicciola, tipo il blocca sterzo, il parabrezza. I moscerini vanno affrontati a petto nudo. Certo. Figurati. Più moscerini hai sul petto e più sei uomo. Certo. I moscerini sul petto sono più virili dei peli. Vabbè, senta, e al posto del bloccasterzo? Una mazzafionda. Ma che fa, scherzi? Vedi che i ladri neanche si avvicinano al motorino. Vabbè, vi saluto, vado alla festa del mio nipotino. Ah, auguri, come si chiama il nipotino? Scannapiego! Vabbè, un nome da uomo, Scannapiego, no?
sì. Bene. Attenzione, Berlusconi critica il linguaggio volgare dei leghisti e propone di cambiare il loro motto in noi ce l'abbiamo con l'extension. Giusto, perché è diverso, è un po' più carino. È un po' più carino. Allora, dopodiché io adesso devo andare via a vita perché la voce è finita, siamo quasi in chiusura, ma ancora ragazzi abbiamo certo il buon Corrado Rizza che è qui presente, il nostro collaboratore discografico M2O e affine, che lui è specialista in queste. Siamo in classifica, mi dicono. Siamo in classifica tra i pischelli, ragazzi. Dai capelli non si direbbe, però. Che cosa? Perché? No, ma lui ce li ha i capelli, ce li ha color carne, per cui non si vedono. Retrattili ce l'ha. Retrattili non è male, che escono. Color carne non è male, anche tu ci faresti, non credo che ridi. C'è una voglia di ginocchio in testa, non è che adesso se vogliamo. No, volevamo dire che uscirà il nostro CD, ci dispiace per quanti escano coi CD in quel periodo in cui usciamo noi, ci dispiace molto, purtroppo, perché ci siamo noi, stavolta 2 CD al posto di uno, al prezzo di uno, e quello che io sono sincero, dei 2 CD li ho sentiti tutti e 2, uno con le cose che abbiamo fatto in quest'anno, ma c'è il CD Classic che ci sono delle cose, non so, tipo Padre Georg, che facemmo solo 5 volte, 5-6 volte, perché poi dopodiché venne uno con la labarda qui che ci disse che non potevamo più farlo. Esatto. Ci saranno Mostri Inviati, Luigino, te lo ricordi? Facciamo il bambino di 4 anni, quello meraviglioso. Vabbè, insomma, uscirà e io sto pensando a uno scommessa, perché le scommesse ci portano bene. Cioè, cosa potremmo fare io e Baldini se arrivassimo al numero 1 in classifica? Cambiamo sesso, diventiamo le sorelle bandiera. Pensa per te, cambia sesso se vuoi, fai quello che vuoi. Non lo so, perché abbiamo fatto di tutto. L'altra volta eravamo vestiti da maggiorette, la volta prima io ho corso in mutande intorno all'isolato. Bisognerebbe trovare una, non so cosa inventare. Sì, ci vestimmo da maggiorette con Mike che dava bastonate a tutti fuori. Fatemi passare. Io c'è quella proposta mia, non è male. Qual era? Se arriviamo al numero 1 andiamo al bioparco e ci mettiamo dentro una gabbia, la gente ci tira le noccioline, dai, non sarebbe male. Io penso che gente pagherebbe per vederci lì. Però aspetta, vestiti da scimmio, con la testa di fuori, però, perché sennò. Oddio, vestiti, ce n'è uno che può venire. Cremonesi, tu vieni così come sei. Vabbè, noi allora facciamo così, amici radioascoltatori, se avete un'idea sulla scommessa, cose da farci fare, noi per andare al numero 1 in classifica faremmo qualsiasi cosa, quindi basta che non siano quelle cose ci rasiamo i capelli a zero, che già abbiamo cose da fare. Bene, nel frattempo ricordiamo ancora il 48548 per i messaggi per la 30 ore per la vita. I nostri cantanti di X Factor, vogliamo chiamiamo Simona Ventura? Dai, ma chiamiamo Simona Ventura. Chiamiamo Simona Ventura. Oppure anche Morgan. Ce l'abbiamo qua, no? Come la vedi? Non riprendere, no. Chiamiamo Simone Ventura. Chi è che c'ha il numero di Simone Ventura? Redazione hanno il numero di Simone Ventura. Ce l'ho io il numero di Simone. Avete il numero? Qualcuno di voi del pubblico ce l'ho io. Ce l'ho non io. ce l'avete? Allora, ce l'ha, dillo al te forte. Sì, allora te lo dico. Allora è lo non la troverai mai. Non la troverai. Eccolo qua, quello sicuro è qui. Quello sicuro è qua. Ce l'ha lui. Sì, vai, corri, chiamala. Ma dato quello finto. Allora, nel frattempo a chi toccava? Silvia? Sì. Silvia, che abbiamo? Cos'è rimasto? Abbiamo Estate, è rimasto. Bella. Estate di Bruno Martino, bellissima. Allora quando vuoi Silvia Aprile in Estate. Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno 1000 petali di rose, la neve coprirà tutte
maestro Paolo Fava sta entrando, lo vedo. E forse un po' di pace tornerà. Estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate, odio l'estate. Ed ecco la svisatura del maestro Fava. Odio l'estate. Maestro Fava. Grazie a Silvia Aprile. È già scappato Fava. È scappato Fava. È tornato via subito. Scusa Silvia, Fava è così, migliore pezzi. Grande. Abbiamo una sorpresa al telefono, forse X Factor. Ecco. Simona Ventura, ci sei? Ciao. Ciao. Sono qua con due dei tuoi ragazzi. Sono contenta. Ciao, Contenta, è andata via un po' la linea, ma sono contenta insomma per Silvia, e ho risentito questa canzone che è risentita ancora più bella, insomma. Ancora E grida poi- vendetta. Ancora Fiore, devo dire che tu li impallini quasi tutti, i tuoi preferiti escono. Lo so. Io Ogni già, sì. puntata non so se chiederti chi è il tuo preferito ora, preferirei di no. Ecco. Non te lo dico perché è quella l'ultima entrata, quindi. Ah no. È l'ultima. C'è anche Gino qua. Ciao Simona. Come Ciao, va? Gino. Io bene, ti aspetto naturalmente domenica per cantare insieme Sì, a noi. sì, Insomma, grazie. mi dispiace molto, è inutile che ve lo dica, però non è colpa mia ma della Maiocchi, ecco. È giusto. Allora, adesso ti faccio abbiamo un regalino per Morgan, guarda che glielo fa Gino. Vai Gino, così al volo. Vai, Gino. Vai, attenzione, vai, via, subito, tac. No! Era un mazzo di fiori questo. Scusa, è giusto da prima un negozio di fiori questo. Questo è un negozio di fiori. Fiori Nardi. Gino canta il fiorista, Esatto. Gino canta Albano. E glielo mandiamo con tanto affetto a Draculino. Esatto, a Transilvania. Morgan sembra un piccolo il figlio di Dracula quando si mette. Ma Sì. un successo enorme, devo dire, sono come anche Mara, sono molto contenta. No, insomma. siete bravi, anche se gli ascolti non sono pazzeschi, stellari, No, però ma insomma. però il pubblico è molto fedele, nel senso che perché con questi ascolti arrivano 53.000 telefonate ogni puntata, e quindi vuol dire che comunque il pubblico, quello che c'è, veramente ama molto questo programma. È come noi. Ecco, E poi tra l'altro anche un sacco di addetti ai lavori so che ascoltano molto, quindi infatti, di ai perché ragazzi che quelli che contano ascoltano la radio, il programma, cioè quelli che contano intendo discografici. Infatti proprio per questo spero che venga fuori un grande talento e un grande successo da questi ragazzi. Allora Questa è la cosa più noi stiamo importante. spingendo per Silvia e Gino a Sanremo nelle nuove proposte e facciamo un appello agli autori italiani, magari qualcuno che sente è disposto a Fiore, scrivere tu pezzi. scrivi benissimo, scrivi tu, no? Cosa? Un pezzo. Ma stai scherzando? Io il massimo una media che ho scritto fu sì o no. Sì o no? Sì o no? Sì o no? Sì o no? Ecco. Sì o no? Allora aspetta che c'è una. No, non mi dicono di no. Mi dicono di no. Simona, c'è il tuo amico Cassini che ti voleva dire qualche cosa. No, ma infatti, quando Sì, viene c'è, guarda, lo sai che abbiamo un bravo autore che scrive delle cose tipo: senti, Morgan si è riunito col suo vecchio gruppo, i Blue Vertigo. Tu, Simona, quando ti riunisci con Nilla Pizzi, Rita Levi Montalcini, il tuo amico. 1.000 euro per
questa battuta, tra l'altro. Era di lui. Puoi anche non andare domani. Allora, senti Simona, martedì è la puntata? Martedì, sì, adesso che sarà sempre il martedì fino al 3 di giugno, che insomma finiamo questa grande kermesse musicale, e ringrazio veramente tutti voi, anche questi ore che amano la musica, amano X Factor, ringrazio tutti Simona, abbiamo un inedito sì, per X Factor che non l'avete mai visto perché non l'avete mai fatto, cioè il duetto fra Silvia e Gino. Allora facciamo una cosa, te lo riprendo col cellulare. Brava, e te lo mando così chi vuole martedì magari se lo può vedere in televisione. Testa Armata, riprendili col cellulare. Allora, vuoi stare in linea per sentire un pezzettino del duetto? Voglio stare in linea, voglio sentire. Ma tu adori stare in linea, lo so. Infatti. Adoro stare in linea. Prego. Vivo per lei da quando sei, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, di chi è da solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita, attraverso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei. vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. Dolore quando Vivo per lei dentro io e te, con piacere estremo cresce, attraverso la mia voce si espande l'amore, io vivo per lei, io vivo per lei. Ciao Simona! Ciao Simo! È rimasta. Brava, io guarda avrei pagato oro per vedere te in linea. No, signore, posso dirti una cosa? Mentre c'era questa canzone meravigliosa io lottavo col cane. Faceva qualcosa sul piedino. Sì, abbiamo sentito Simo. No, dicevo che mentre c'era questa canzone meravigliosa cantata da questi due grandi talenti, io lottavo col tuo cane. La sala col cane. Che cane hai? Che cane hai? È un Jack Russell, si chiama Hugo. Sono terribili. Come si chiama? Hugo. Boss. Ma una belva umana, veramente. Li conosco i Jack. Senti Simona, ci si vede martedì allora con... Ci si vede martedì, grazie signore, grazie ragazzi. Ciao. Ciao Simone, ciao. Testa Armata, molti si chiedono proprio chi è quella signora anziana fra i 3 giudici di X Factor. Si chiama Simona Ventura. Molti non riescono a capire chi. Abbiamo terminato. No, ma stai scherzando? No? Aspetta, dove vai? Aspetta. Tipo a casa? Vediamo. Che festa Ma oggi? no, un minuto, un attimo. Pronto, spostati? Sì. Ciao. Ma lavorate? Sì. No, siamo registrati. Ci rispondono per un nastro che... Sono registrati, allora niente.
che abbiamo registrato tutto questo che loro dicevano che sono registrati e noi dentro. Guarda, adesso vedi la pernacchia, ora noi vedi, abbiamo registrato il sì. Chi avete oggi ospite? Scommetto nessuno. No, deve arrivare Mario Venuti, ma è leggermente ma Venuti non viene. Esatto, è in ritardo perché sta registrando da Pippo Baudo. Sì. Pippo Baudo? Sì, lavora il 25 aprile. Certo. Incredibile, non si ferma quell'uomo, non si ferma mai. E allora non verrà Mario Venuti se con Baudo, che lui è Mario Venuti di Catania, Pippo di Catania lo comincia. Minchia, ma tu e finisce a tarallucce e vino. Senti, ci regalate 3-4 minuti? Magari. Ci regalate? Magari loro voglia di lavorare. Andiamo in bagno. Non c'è ancora l'ospite. Ok, andate pure, noi siamo pronti. Cos'è? Pippo festeggia oggi la festa della liberazione da Katia, diciamo. No, dai, lo sai che scherziamo, Katia, che poi si arrabbia. Sentite, ragazzi, io non so cosa dirvi, vi devo veramente fare i complimenti perché siete proprio bravi. Siete proprio bravi e sono convinto che qualcosa succederà. Non so cosa succederà. Che vuoi? Mi sta riprendendo col cellulare. Spero che qualcosa succeda. Io confido in qualche autore anche, più che il discografico. Se l'autore dice ho sentito la voce di Silvia, le scrivo 3-4 canzoni bellissime, pure Gino, viceversa, insomma. Canzoni, auguri, si dice auguri, in bocca al lupo? Sì, meglio, io mi darei una raspatina sugli auguri, però diciamo in bocca al lupo. Sugli auguri, sì, in bocca al lupo, anche merda, diciamo. Il mondo dello spettacolo si usa dirlo e non è volgare e porta bene. Senti, c'è una curiosità, l'ho detto solo alla fine perché me l'hanno ricordato e non me lo ricordavo. Allora, Silvia, prima che andasse a X Factor, noi l'anno scorso passammo il suo disco senza, ci arrivano i CD a noi, li sentiamo e noi l'abbiamo già passata in radio, lo sapevi? No. Ma dai, perché mi guardi così? No, non lo sapevo. È una minchiata o è la verità? È la verità. Mi stai guardando come dire dov'è sotto il gioco? Era ancora giovane, si chiamava Marzo all'epoca, però sì. No, davvero, io me ne vado. Te ne vai, esatto. Allora, a questo punto, con una battuta del genere mi rivolgo al generale della Guardia di Finanza che è presente in sala, che nessuno sa chi è, di fare una controllata oggi stesso a Baldini, perché qualcosa ce l'hai, qualche scheletrozzo qualche fatturina ce l'hai. Scheletrozzo, qualche catacomba, diciamo. Va bene. Allora, Silvia, tu ti ricordi? Certo che mi ricordo. Ricordo che mi avete passata all'epoca quando veramente scavavamo per trovare un buchino. Noi, vedi? Siamo arrivati prima. Qual era la canzone? Cortometraggio. Cremonesi, tu la sai? Sì. Sei sicuro? Okay. Sì, prego. Sentiamo un po'. Ovviamente dura poco. Piccola. Tutto nasce dalla casualità, da una combinazione magica, poi non resta che scegliere se lasciarsi andare o no. La paura il suo ruolo giocherà, non sapremo se spingerci più in là, è così imprevedibile quello che succederà. Ed è inevitabile rotolare in un bacio e in ogni centimetro del tuo tiepido braccio. Non so se le nostre strade fanno un unico viaggio o sei fermo immagine del mio cortometraggio. Grazie. Silvia! Eccola, Aprile. Allora, avremmo già finito da 5 minuti, quindi Gino e Cremonesi mi facendo di nuovo Gino. Che cosa? Dimmi veloce, che dobbiamo fargli fare un pezzo di Whitney Houston. Di chi? Ma sei matto? Veramente? Non operiamo qua. Quale di Whitney? One Moment in Time. Qual è? Ricordamela. Vabbè, falla. Each day I live, I want to be and dare to give the best on me. I only want, but no my fans today. It's a I know I want one moment in time.
when I'm more than I thought I could be. When I open my dreams too hard to be away, and the answer for all up to me. Give me one moment in time when I'm raising with destiny. Then in one moment, what time I will feel, see I will feel eternity. Che bravo, ma che bravo, Grazie, ma che grazie. bravo, Bacco. Mi era voglia di cantare pure a me così, ma non c'è. Mi verrebbe, ma non c'è. Bravo Gino, bravi ragazzi. Grazie. Tornate quando volete, qui a disposizione, il nostro pubblico già vi ama. Direi di non fare neanche i saluti perché abbiamo sforato di non so moltissimo, quanto. di 8 allora, minuti. buona festa, buon weekend, ci Ciao. risentiamo lunedì, viva Radio 2, anzi no, domenica dalle 11 a mezzogiorno e mezzo, il meglio della settimana. Dopo il programma di Fassino, Di Federico Taddia. Federico Taddia, certo, esatto. l'altro lato. Vai. Esatto. Ciao. Ciao.